Con mister Allegretti alla vigilia della 32esima giornata in casa contro la Trizio, ma l'andata ci ricordiamo un 1-1 che fu molto stretto, no, per la tua squadra con quella forcing finale, quell'assedio che portò solo a un punto. Sì, è vero, è stata una delle partite dove abbiamo creato più palle gol, però non siamo stati bravi a farlo. Abbiamo subito un rigore molto discutibile, però la cosa che rimane è che siamo tornati a casa solo con un punto. Adesso la tua Clivense sta vivendo un ottimo periodo, una media, no, nel girone di ritorno di 1,5 punti e se guardassimo solo appunto al ritorno saremmo lì tra le prime, no, in seconda posizione. Questo comunque fa vedere la dimostrazione che la tua squadra, lo dicevamo anche nelle precedenti partite, è sempre più sicura, ha sempre più oliato i meccanismi e quindi quando si è in fiducia poi tutto funziona meglio. Certamente, sì, quello che stanno dimostrando, di avere spensieratezza, quello che serve per giocare a pallone e alle volte poi dopo si entra in campo preoccupati e immancabilmente quando si ha paura si subisce. Questo non sta accadendo, sono stati molto bravi l'ultima partita, ma come hai detto è un periodo in cui le cose stanno girando bene, sarebbe un peccato abbassare la tensione e quindi io mi auguro che domani la squadra scenda in campo con la stessa attenzione che ha dimostrato domenica. Cosa ha portato ancora di più come convinzione, come fiducia il vincere un derby, il vincere una partita contro quella che era la prima della classe, una squadra comunque forte, ma che comunque tra andata e ritorno gli abbiamo soffiato 6 punti. Ma è la consapevolezza che stiamo facendo bene, poi dopo quando le cose vanno bene acquisisci più fiducia, sei più tranquillo. E poi in questo periodo non sono appagati da quanto fatto, perché quanto si vede in allenamento è sempre più positivo. I ritmi si sono alzati, c'è più chiaramente da parte di tutti più predisposizione anche al divertimento facendo fatica, tutto quello che chiaramente succede quando una squadra è in salute e vince. E come ci arriva la tua squadra? Con il Caldiero eravamo senza Brighenti e Bragagnolo, ma comunque i giocatori che sono scesi in campo l'hanno sostituiti più che degnamente. Come stanno poi adesso? Ma adesso hanno recuperato tutti, sono tutti a disposizione tranne ovviamente Dallara e Polo che ancora non è rientrato in gruppo. Il resto ci sono, abbiamo 2 partite ravvicinate, quindi ci sarà bisogno di tutti, perciò la cosa importante è, come ho detto all'inizio, dare continuità a questo momento, perché poi dopo ci si può togliere soddisfazioni, si può dimostrare che comunque un'annata non è tutta da buttare, si può, come si sta facendo adesso, fare bene, perciò ecco, mi auguro che possa essere un'ulteriore prova di spessore. Va bene, grazie mister. Grazie.